Ci sono voluti 9 anni dal decreto Clini-Passera, ma alla fine la decisione è arrivata. Le grandi navi saranno allontanate da Venezia e approderanno temporaneamente a Porto Marghera. I ministri alla transizione ecologica, alla cultura, al turismo e alle infrastrutture hanno dato il via libera. Soddisfatto l'ex ministro Clini. Ricordo che quando facemmo il decreto che apriva la strada a questa soluzione era il 2012, sono passati 9 anni. Mi sembrano un po' troppi, mi pare un po' troppi, ma io sono molto contento che il governo abbia preso questa decisione, molto contento, è un segnale molto importante anche come dire, della responsabilità che il governo si assume di scegliere, che questa è la cosa che va fatta, bisogna scegliere e poi fare. Il decreto Clini-Passera vietava il transito nel canale della Giudecca alle navi passeggeri di oltre 40.000 tonnellate, ma solo in presenza di valide alternative che non vennero predisposte. Nel 2014 il comitato interministeriale bloccò nuovamente l'accesso alle navi, ma il TAR annullò il provvedimento. Prima l'attracco avveniva alla marittima attraverso il bacino di San Marco e il canale della Giudecca. Nell'ultimo vertice tra il governo e il comitatone, svoltosi a dicembre, si è invece stabilito che le grandi navi dovessero rimanere a Venezia con un approdo fuori dalla laguna e Marghera è stata indicata come soluzione transitoria. No, invece, allo scavo di un nuovo canale. Nel breve periodo, e forse anche nel medio periodo, la soluzione di Marghera è la soluzione più razionale. Fra l'altro, credo che avrà un impatto positivo anche sull'area, perché in qualche modo sarà un volano per riqualificare l'area di Marghera, l'area ex industriale di Marghera. Questa è una soluzione che intanto consente di affrontare un tema molto delicato, molto complesso dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, e riducendo al minimo quelli che sono gli effetti ambientali. Nella nota, infatti, i ministri hanno deciso di lanciare un concorso di idee per portare gli approdi fuori dalla laguna e risolvere in maniera strutturale e definitiva il problema del transito delle grandi navi a Venezia.